Penalty Awards 2019, sesta edizione. Un marchio esclusivo Play Village. Ed invito qui sul palco Giovanni Campanella del Licata Calcio, Nicola Terranova Canicattì Calcio e Salvatore Utro Marina di Ragusa. Ciao Giovanni, grazie per essere stato presente quest'anno. Nicola, si conoscono bene. Ciao Nicola. Venite da questa parte, venite. Che parterre di allenatori, ciao Salvatore. Buonasera. Che parterre. Allora, per conoscere il nome del vincitore, spostiamoci verso quella parte, grazie. Io invito qui sul palco un giornalista, scrittore, grande amico di Penalty e dei Penalty Awards, Francesco Santocono, reduce tra l'altro, insomma, di un viaggio in Egitto, lui grande egittologo, ma amante dello sport e del calcio in modo particolare. Ciao Francesco, abbiamo la busta da consegnarti perché ci darai tu il nome forse tra i più pesanti, perché insomma la figura dell'allenatore è un riferimento soprattutto in un campionato che io direi sì dilettantistico, però un po' di professionismo c'è, perché si allenano quasi 4 volte al giorno, 4 volte a settimana e con grande sacrificio. Tocca a te dare il nome. Allora vince Giovanni Campanella. Oh, Licata Calcio! Lo consegniamo a Francesco, sarà lui stesso a consegnarla a Giovanni Campanella, allenatore del Licata vincente del girone A del campionato di promozione. Giovanni, è stata una stagione pazzesca, ma cioè spiegatemi, intanto passiamoci un po' più avanti. È stata una stagione veramente, ma pensavi veramente di fare una stagione così piena di numeri? No, sinceramente no. È stata una bella stagione, grazie anche a delle rivali abbastanza agguerrite come il Canicattì, che ci ha dato filo da torcere fino all'ultimo. Poi avete messo la freccia e siete andati via. No, vabbè, ma quello non, a volte la stagione è stata molto competitiva. Il Canicattì è una grande squadra, l'ha dimostrato sul campo. Mi dispiace solo che in Italia si cambiano sempre le regole. A quest'ora c'era il piacere di avere altre 2 squadre siciliane in Serie D. Purtroppo noi siamo bravi nel cambiare i regolamenti in corso e sta pagando la Sicilia, perché a quest'ora penso che sia il Biancavilla che il Canicattì potevano andare in Serie D. Bravo, è arrivato questo bravo anche dal pubblico. Grazie a Giovanni Campanella. Lui è di parte. Nicola, non è finita ancora per te la stagione, lo sappiamo, però è anche vero che insomma il tuo curriculum parla chiaro, qualche campionato vinto insomma ce l'hai e siamo contenti di averti in nomination. Rimane, a prescindere da tutto, una stagione da secondo posto, una coppa vinta, quella siciliana. Sì, è stato un campionato avvincente che meritatamente ha vinto il Licata. Siamo contenti perché Canicattì veramente lo merita tantissimo. Salvatore, l'anno scorso vincente Coppa e Campionato, quest'anno il miracolo è continuato perché il Marina di Ragusa ha dimostrato con un bel gruppo, una bella situazione dirigenziale di poter comunque competere alla grande con tutti. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Abbiamo fatto un campionato straordinario, 2 anni importanti attraverso la mentalità e la perseveranza. I premi che abbiamo ricevuto oggi, ma soprattutto le parole degli addetti ai lavori, degli atleti che abbiamo incontrato, sono la manifestazione e la stima più importante, perché poi il campo e i valori che riconoscono i tuoi avversari e tutti i componenti che fanno parte di questo sport sono le gratificazioni più importanti. Quindi ringrazio tutte le persone che stasera sono venuti qua e hanno espresso dei pensieri importanti per quello che riguarda il Marina di Ragusa. Ringrazio la mia società, sono felice che ha vinto il miglior team dell'anno, ringrazio perché per me è importante, al centro del progetto, nella mia gestione ci sono i calciatori. I calciatori sono gli attori principali di questo sport, non lo dobbiamo dimenticare.
e infatti sono felicissimo che Francesco Vindigni e Gaspare Pellegrino abbiano vinto questo premio meritatissimo, perché oltre al fatto che il Marina di Ragusa ha vinto questo campionato nel campo attraverso il sacrificio, questi ragazzi hanno fatto delle cose incredibili, perché hanno messo davanti la passione andando oltre, l'ho ripetuto più volte, ho avuto disponibilità di atleti che venivano al campo dopo 6-7 ore di lavoro e quindi li ringrazio perché ci hanno fatto emozionare, mi sono divertito e ci siamo emozionati tutte le domeniche. Complimenti ancora al Marina di Ragusa. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Gli atleti migliori, i più importanti allenatori, i dirigenti più bravi. Tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards.